Il delitto del Piave, Anica Panfili è stata drogata e uccisa. La conferma dall'autopsia. Ha arrestato nel pomeriggio dai carabinieri l'indagato, l'ex Primula Rossa della Mala del Brenta, Franco Battaggia. Lo scorso 24 settembre nella loro abitazione di Masera aveva ucciso la moglie invalida costretta a letto, Sergio De Zen, 74 anni. Secondo il perito del tribunale non è affetto da alcuna infermità. Fine vita in Consiglio regionale al voto la legge sul tema che detta tempi e modi omogenei sul suicidio medicalmente assistito, ma la seduta salta. In corso in Senato il confronto sul disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata, valanga di emendamenti e opposizioni già sulle barricate. I vandalismi che durante la festività avevano interessato Conegliano, gli autori potrebbero avere le ore contate, ma con il cane antidroga al REI c'è spazio anche per la lotta allo spaccio. Esuberi all'Electrolux, domani in un incontro a Quarto d'Altino la dirigenza dovrebbe comunicare i numeri definitivi, 400 i posti in bilico in tutta Italia, almeno 50 a Susegana. Servizio civile universale, la campagna di lancio dell'Associazione Comuni Marca Trevigiana in collaborazione con lo youtuber Andrea Lorenzondi, Cartoni Morti, per raggiungere quanti più giovani possibile. Buonasera, ben ritrovati in diretta, eccoci, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Iniziamo dalla cronaca perché oggi c'è stata una svolta nel caso del delitto del Piave, l'uccisione della trentenne Anica Panfili, ritrovata morta, ve lo ricorderete, in un'ansa del fiume a Spresiano. L'esito dell'autopsia ha confermato la teoria degli inquirenti, è stato un omicidio e per questo è stato arrestato in giornata e condotto in carcere Franco Battaggia. Allora ci colleghiamo con la nostra Daniela Sizzia dal comando provinciale dei Carabinieri insieme a Francesca Pezzo per tutti i dettagli. Daniela. Buonasera ai telespettatori. Quello che vedete alle mie spalle è il cancello della caserma dei Carabinieri alle 18, da cui è uscita l'auto con a bordo Franco Battaggia, l'uomo che è accusato della morte di Anica Panfili. L'uomo è stato arrestato nel primo pomeriggio in un magazzino a Spresiano, un provvedimento urgente per un pericolo di fuga. Non era la prima volta infatti che Battaggia fuggiva e soprattutto in passato era stato per lungo tempo latitante. E fra l'altro da poco è arrivata anche la relazione dell'esame autoptico. La donna è stata colpita con un corpo contundente con forza alla testa e poi è stata soffocata. Aveva anche delle lesioni alle braccia, lesioni da difesa, e la notizia fra l'altro ultima è che quando è stata gettata nel Piave la donna era già morta. Ma ripercorriamo questa giornata nel servizio che stiamo per vedere, e a me non rimane che salutarvi e cedere la linea. Colpita la testa, poi soffocata, è morta così Anica Panfili, la trentenne di origini rumene trovata morta in un'ansa del Piave lo scorso 21 maggio in località Palazzon del comune di Spresiano. In manette per questo omicidio Franco Battaggia, 76 anni, veneziano, ex datore di lavoro. Lui sarebbe stata l'ultima persona ad averla vista viva. Le indagini serrate dei carabinieri hanno portato ad un unico indagato. Dopo la relazione dell'anatomopatologo Antonello Cirnelli, arrivata in procura solo poche ore fa, è scattato l'arresto. 2 auto dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Treviso sono andate a prenderlo, rintracciato, fermato e portato in caserma in via Cornarotta. L'uomo deve rispondere di accuse gravissime, omicidio e tentata soppressione di cadavere aggravata. Battaggia, dopo il ritrovamento del corpo, aveva fornito diverse versioni. Era andato a prenderla quel giorno all'Isdra, dove la donna lavorava nell'ultimo periodo, poi l'aveva portato a casa sua ad Arcade, secondo quanto aveva riferito agli inquirenti, per consegnarle il CUD. Ed è in quel momento che l'incontro si trasforma in tragedia. Lei scompare nel nulla, fino al 21 maggio, quando il corpo viene trovato da un cittadino. Anica presenta delle ferite. L'autopsia rivela che ha subito un forte colpo alla testa e che la giovane mamma è stata soffocata ed uccisa. Non solo, nel corpo è stata trovata cocaina. Tante le domande. Anica faceva uso di droghe o è stata costretta a prenderla, e perché?
Certo è che da quella casa potrebbe non essere uscita viva. Nessuno l'ha più vista, né in strada né in piazza. Si ricompone il puzzle di un delitto che ancora non aveva un responsabile, un killer che ha agito a sangue freddo. Quasi 8 mesi di indagine dei carabinieri, di accertamenti ed analisi dei RIS e poi la relazione determinante. Anika è stata uccisa soffocata forse con una mano sulla bocca. Il provvedimento che è stato eseguito recepisce integralmente i gravi, precisi e concordati elementi indiziari raccolti nel corso delle indagini nei confronti di Battaglia, spiegano i carabinieri, corroborati dalle risultanze della consulenza medico-legale che, evidenziando il traumatismo plurimo cranio-cerebrale e la sindrome asfittica da soffocamento patita dalla vittima, affetta da intossicazione acuta da stupefacente del tipo cocaina, ha ulteriormente avvalorato la ricostruzione della vicenda omicidiaria prospettata dalla Polizia Giudiziaria e dalla Procura della Repubblica. Il fermato, espletate le formalità di rito, è stato trasferito alla casa circondariale di Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria. Grazie Daniela Sizzia e Francesca Pezzo per i dettagli su questa svolta, lo avete sentito sul caso del delitto del Piave. Ora andiamo a un altro femminicidio perché lo scorso 24 settembre, lo ricorderete, nella loro abitazione di Maser, Sergio De Zena aveva ucciso la moglie invalida e costretta a letto, il 74enne l'aveva colpita, la donna Manuela Bittante di 77 anni con una profonda coltellata al torace, convinto che fosse già morta, si era recato con l'auto dai carabinieri per costituirsi. In realtà all'arrivo dei soccorsi l'anziana era ancora viva ma si era spenta all'ospedale il giorno successivo. Ora Tullio Franceschini, il perito nominato dal tribunale per valutare lo stato mentale dell'anziano, ha stabilito che De Zen non è affetto da alcuna infermità e che al momento dei fatti aveva una capacità di intendere e volere ridotta, ma non al punto da risultare grandemente scemata o annullata. Pertanto, secondo il perito, De Zen è in grado di partecipare coscientemente al processo che lo vede imputato e quindi può andare a processo. Ora torniamo in diretta a Venezia perché sulla legge sul fine vita che vi abbiamo raccontato durante tutta la giornata grazie al nostro Filippo Fois insieme a Sandro Ponchio ci sono state le battute finali, la legge non è passata, è legge di iniziativa popolare, ci sono già le prime reazioni. Filippo, a te, buonasera. Sì, buonasera Lina, buonasera a tutti i telespettatori dal Consiglio regionale del Veneto. La legge non è passata alla fin fine per un soffio, sarebbe bastato solamente un voto, perché in realtà la votazione è finita in pareggio, o meglio, hanno vinto i sì, 25 contro 22 no, però ci sono 3 astenuti che pesano come voto negativo per quello che è il regolamento dell'Assemblea del Consiglio regionale, per cui alla fine sono stati respinti i primi 2 articoli, primi 2 dei 5 articoli che compongono questa legge. Il Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti ha quindi chiamato una mini conferenza di capigruppo per decidere se procedere anche con l'esame degli altri 3, ma visto che erano stati bocciati soprattutto l'articolo 2 che era l'ossatura della legge, si è deciso di rimandare il provvedimento in commissione, sostanzialmente in commissione verrà archiviato, anche se poi c'è stato detto che essendo una legge di iniziativa popolare, lo ricordiamo che questa legge è arrivata in aula perché in Veneto sono state raccolte oltre 9.000 firme, non essendo stata né bocciata completamente né approvata, entra in un limbo per cui rientrerà in gioco nella prossima legislatura. Io direi che a questo punto possiamo ascoltare quello che ha detto il Presidente della Regione Luca Zaia all'uscita dall'Aula. È confermato anche con questo voto cosa? Uno, che è una proposta di legge di iniziativa popolare che non viene dalla giunta regionale, finalmente spero che tutti abbiano avuto modo di comprenderlo, visto considerato che la comunicazione è stata fatta in altra maniera, quindi una proposta che è arrivata qui con una raccolta di firme e l'obbligo di trattarla entro 6 mesi, ed è oggi. Dall'altro non passa perché comunque a parità di voti, 25 a favore e 25 contro, viene reinviata in commissione, questa è la democrazia, dopodiché domani mattina i pazienti terminali, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato 242 del 2019, possono chiedere l'accesso al fine vita, che è la prova provata che questa proposta di legge non serviva a autorizzare il fine vita, ma stabiliva i tempi per dare le risposte.
Questo dunque il presidente della regione Luca Zaia pochi istanti dopo il voto, e vale la pena anche di dire come ha votato il Consiglio regionale, perché era questo l'argomento su cui si era parlato di più. Bene, il centrodestra si è presentato spaccato, o meglio Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno votato per il no, mentre l'intergruppo Lega Lista Zaia, che con 32 consiglieri regionali è l'ossatura del Consiglio regionale, si è presentato spaccato metà e metà. Ci si aspettava che la stessa compattezza per il sì invece ci fosse anche dalle opposizioni. Effettivamente c'è stata, con un'unica distinguo della consigliera Bigon, che si è astenuta, però sapete che l'astensione poi vale come voto negativo, e alla fin fine per certi versi è il risultato il voto decisivo poi perché questo provvedimento venisse respinto. Io, Rina, direi che qui da Venezia è tutto, poi c'è un servizio riepilogativo anche di quella che è stata la giornata. Sì, Filippo, grazie infinite per queste lunghe ore che hai trascorso a Palazzo Ferrofini oggi insieme a Sandro Ponchio per darci conto dell'esito di questa votazione. Allora, come dicevi bene tu, andiamo a risentire quelle che erano le posizioni delle varie forze rappresentate in Consiglio regionale su questo tema molto delicato nel servizio che ha curato la nostra Marta Marangon. Fine vita, la giornata più lunga in Consiglio regionale, chiamato a votare la legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito, promossa dall'associazione Luca Coscioni. L'aria non è certo serena dopo giorni di tensioni e pressioni sui consiglieri. All'esterno di Palazzo Ferrofini manifestano i pro vita. Dentro il clima incandescente, con il pallottoliere dei favorevoli e contrari che cambia di ora in ora, assottigliando sempre più i margini. Presenti tutti e 51 i consiglieri, ma qualcuno potrebbe uscire dall'aula o astenersi. La discussione inizia con la relazione di Sonia Brescaccin, poi prende la parola il governatore Zaia, che non ha mai fatto mistero della sua posizione a favore della legge sul fine vita, lasciando comunque libertà di voto ai suoi. Noi siamo sotto i riflettori perché? Perché semplicemente siamo i primi a trattare questo tema. Probabilmente quando ci sarà la 10ª regione non ci andrà più nessuno, non ce ne interesserà più nessuno. Però ripeto e chiudo, a prescindere da come tu la pensi, è immorale che un paese gestisca un tema così profondo e importante con una sentenza della Corte Costituzionale. Compatte le opposizioni, con una sola consigliera del PD per il no. Il Partito Democratico è sicuramente presente in questa battaglia dalla parte giusta, credo. Compatto forse no? Non siamo tutti e 6 d'accordo, perché ovviamente è un tema che investe anche le sensibilità personali. Siamo un partito plurale che rispetta le differenze, ma che in maniera chiara e senza ambiguità sa dire da che parte sta. È giusto che sia la persona a scegliere per se stessa e non qualcun altro. Oggi stiamo votando una cosa importante, credo non si debba entrare in aula con un posizionamento politico, ideologico, ma in aula con un posizionamento pensando ai nomi e ai cognomi delle persone che hanno firmato questa richiesta di legge di iniziativa popolare. Ma è la maggioranza a spaccarsi, con Fratelli d'Italia e Forza Italia contrari, la Lega divisa sul voto. Non stiamo parlando di qualcuno che decide per altri, ma del singolo per decidere il proprio destino in una situazione di grave sofferenza dove ci sono dei paletti ben chiari. Quindi... La Lega è spaccata però? No, la Lega non è spaccata perché è sempre stata data libertà di coscienza e di voto. Il sistema sanitario regionale e nazionale è nato per curare i cittadini e non per attuare delle pratiche di morte come quelle che si vogliono portare avanti all'interno di questa regione. Noi dobbiamo lavorare per rendere dignitosa la vita, non possiamo legiferare per il fine vita. Credo che sia lo Stato a dover legiferare riguardo al fine vita, e infatti non capisco cosa ci facciamo qua oggi noi in Regione del Veneto. Deve essere data l'opportunità da parte dello Stato e del sistema sanitario e dei medici di poter affrontare questa situazione. Ora, se noi guardiamo lo stato attuale, c'è da fare, sicuramente ci deve essere un impegno in questo senso, cioè per sostenere le persone, non per dire alla persona ti do il farmaco, ucciditi. Ecco, queste erano le varie anime, lo avete sentito, rispetto a questo tema all'interno del Consiglio regionale, ed è andata come vi abbiamo riferito. Dunque la legge non è passata e senza dubbio la discussione proseguirà su questo tema. Ci sono le prime reazioni, pro vita
e Famiglia Onlus dice bene, stop alla legge sul suicidio assistito in Veneto, ora dice più cure palliative, dunque hanno espresso soddisfazione, mentre l'associazione Coscioni con Cappato dice non colta un'opportunità, ma il diritto a essere aiutati a morire resta. Ci auguriamo che il Consiglio regionale torni a esprimersi. Oggi non era solo la giornata del voto della legge sul fine vita in Veneto, in Senato è iniziata anche la discussione nel pomeriggio del DDL Calderoli sull'autonomia differenziata. I toni sono già forti, pronta la manovra emendativa delle opposizioni. Domani mattina si torna in aula a partire dalle ore 10. Oggi i divari territoriali esistono perché c'è uno Stato centralista. Noi siamo convinti che attraverso questa riforma tutti potranno migliorare, tutti potranno fare passi in avanti da nord a sud. È il veronese Paolo Tosato ad aprire ufficialmente le danze a Palazzo Madama quando nel pomeriggio prende il via la discussione sulla tanto attesa e discussa riforma Calderoli sull'autonomia differenziata. Una data storica l'aveva definita lo stesso governatore Luca Zaia alla vigilia. Storica o no, di certo la seduta è iniziata già con toni asprissimi. L'opposizione è sulle barricate. Per qualcuno c'è odore di incostituzionalità. Che non è l'autonomia in sé ad essere contro la Costituzione, ma la sua declinazione come autonomia differenziata, che spacca definitivamente il Paese, aumenta i divari territoriali e fa crescere le diseguaglianze sociali. Noi non possiamo assistere ad un dibattito tra fautori di una Lega Nord e fautori di una Lega Sud, perché questo spaccherebbe intimamente il Paese e porterebbe al fatto che si perde di vista qual è la dimensione reale. Tra i Dem si parla espressamente di un atto di violenza contro il Parlamento con la forma che mai come ora è sostanza. Questa procedura doveva iniziare con una legge costituzionale. Siccome la cornice doveva essere una legge costituzionale e dentro la legge costituzionale doveva trovar sede l'eventuale legge di approvazione dell'intesa da approvarsi a maggioranza assoluta in Parlamento. Il voto finale dell'Aula potrebbe slittare alla prossima settimana, complice l'attesa dei pareri della Commissione Bilancio sugli emendamenti proposti, in tutto 337 e 6 ordini del giorno, quasi tutti delle opposizioni tranne 2 di Fratelli d'Italia, con i meloniani che in materia di LEP, i livelli essenziali di prestazione, vogliono introdurre una clausola di salvaguardia in base alla quale le risorse saranno aumentate anche per le altre regioni che non hanno richiesto l'autonomia, ipotesi sulla quale pare esserci un'apertura dello stesso Calderoli. A livello tattico al momento la maggioranza sembra compatta, così come l'opposizione nella bocciatura. Parlare oggi di autonomia differenziata è antistorico, è anacronistico, perché i divari sono i più grandi di sempre, perché abbiamo più di 5 milioni di persone in povertà assoluta, perché c'è una parte di paese che non ha accesso ai servizi essenziali. E dunque una giornata politica intensa. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante e torneremo con altra cronaca. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione di Treviso, ben ritrovati. Andiamo alla cronaca. Ora a Sernaglia della Battaglia, è una comunità sotto shock dopo la morte di Giorgio Frezza, ex meccanico e alpino, morto ieri sulla strada del Santo. Sto lavorando e non sono capace di esprimermi cosa che provo in questo momento. Era un suo amico. Era un grande mio amico, oltre che alpino. Lavoravamo assieme per altre cose. È una giornata pesante per Mario e per tutte quelle persone, sono davvero tante a Sernaglia, che conoscevano Giorgio Frezza, il 66enne morto in un frontale a Cadoneghe sulla strada regionale del Santo. Frezza era a bordo del suo furgoncino quando, forse per un malore, forse per un sorpasso azzardato, ha impattato contro un Alfa 159 che procedeva in direzione opposta, uno scontro micidiale nel quale è stato coinvolto anche un altro veicolo. Tutti i mezzi sono ora sotto sequestro con i rilievi affidati
affidati ai carabinieri di Vigonza. Ma un conto è l'indagine, un altro lo shock di una comunità dove il 66enne lascia una moglie e 2 figlie dopo una vita al lavoro in questa officina, oggi passata di mano. Era il meccanico anche del comune, perché per quanto poco siamo una piccola comunità e tutti quanti lavorano assieme e collaborano. E anche se in pensione lui continuava ad essere sempre attivo per risolvere problemi, era veramente il mago della macchina. È una bella persona sicuramente, bella persona, per quel poco che l'ho conosciuto senz'altro. È un macello sulle strade, però una cosa che non tutti aspettano, insomma. E l'ha fatto una triste fine, bravo, onesto, si può dire niente. E dopo con gli alpini, l'ha sempre impegnato con gli alpini. E a sottolineare il suo impegno con gli alpini anche il sindaco Mirko Villanova, che lo ricorda soprattutto per la sua generosità. Sempre pronto, tu lo chiamavi e lui rispondeva subito. Ti serviva qualcosa e lui era sempre pronto. Per tutti, non per gli alpini solo, sono alpino anch'io e di vecchia data anche. Lui ha 66 anni, io ne ho 82. Perciò così. A Conegliano ora, perché torniamo sui vandalismi che avevano fatto scalpore durante le festività e avevano interessato appunto la città del Cima. Gli autori però potrebbero avere le ore contate, ma c'è spazio anche per la lotta allo spaccio. Con il cane e il Rei sono aumentati i sequestri di stupefacenti. Grazie al sistema di videosorveglianza siamo riusciti a tracciare proprio l'identikit della persona. Si tratta adesso soltanto di identificarlo, però gli elementi, i dettagli che sono stati colti sono veramente importanti a livello investigativo. Potrebbe avere quindi giorni contati, forse le ore, il vandalo seriale che a fine anno aveva imbrattato diversi angoli di via Vespucci e danneggiato parti della stazione ferroviaria. Stessa sorte potrebbe toccare all'autore delle svastiche apparse in centro sotto Natale. La mano è senza ombra di dubbio diversa, anche in quel caso è stato ripreso l'autore, quindi abbiamo visto che si tratta di una persona diversa e su questo sta lavorando la Polizia di Stato. A fare la differenza le 300 telecamere collegate con il centro operativo della Polizia locale, alleate preziose anche contro la piaga dei furti. I controlli ci sono, naturalmente il livello di attenzione è alto, ci aiutano a livello investigativo i varchi di lettura targhe, quindi riusciamo a monitorare anche attraverso sempre la collaborazione con le altre forze dell'ordine, quelli che possono essere alcuni veicoli che ci hanno segnalato. E dove non arriva la tecnologia c'è Rei, il cane antidroga da qualche mese diventato mascotte del comando, ma soprattutto ha permesso di aumentare i sequestri. Il fiuto di Rei è veramente infallibile perché ha anche piccole quantità di sostanza nascoste in ogni indove, insomma finora non ne ha fallito, quindi le ha sempre trovate. Persino sostanza nascosta sottoterra è riuscito a fiutarla e scavando ha tirato fuori proprio da sottoterra la sostanza stupefacente. È molto bravo, si comporta bene, non è ancora finito il suo periodo di addestramento perché dobbiamo ancora lavorare alcuni scenari e quindi continuiamo ad andare a scuola. Adesso vuole giocare perché sta un po' seduto da un pochettino. E poi c'è il tema dei furti, c'è stata una nuova raffica di colpi tra Villorba e Ponzano con i cittadini esasperati che si organizzano in chat e controllo di vicinato. Nell'ultimo periodo si è registrato un preoccupante aumento dei furti nelle abitazioni fra Catena di Villorba e Ponzano, dove tra gli obiettivi dei ladri spiccano la scuola elementare e l'asilo Ponzano Children. 3 malviventi con il volto travisato, senza dubbio gli stessi autori, avevano precedentemente svaligiato un appartamento al piano terra del Residence Vivo in via Diritti dell'Infanzia. Le telecamere di questo vicino di casa hanno catturato i malviventi in azione, ripresi tra le 17:30 e le 18:30, orario che sembra essere particolarmente vulnerabile. Hanno addirittura levato i frutti elettrici dei muri. Dopo aver devastato l'appartamento, i ladri sono riusciti a trovare i gioielli di famiglia. Una settimana prima le stesse persone, senza paura, avevano tentato un colpo in un appartamento vicino. Hanno camminato per tutto il viale, hanno saltato la siepe a sinistra e sono andati su quell'appartamento là, al piano terra. Li abbiamo visti, li abbiamo fatti scappare, anche il signore di fronte. Si sono messi a lanciare sassi contro
contro il signore. Per migliorare la sicurezza nelle abitazioni nella zona è consigliabile l'installazione di blocchi aggiuntivi negli infissi. La comunità locale è ora in allarme. Attualmente adesso accendiamo sempre il impianto d'allarme e siamo molto attenti anche a chi gira attorno. Vedo che anche nei complessi vicini si sono mossi, tanto da fare anche una chat di controllo del vicinato. Da via Talpon a via Marconi i raid dei ladri non danno tregua nemmeno a Catena di Villorba. In via Meucci una telecamera di videosorveglianza ha immortalato anche in questo caso un ladro che si allontanava dopo essere entrato in una villetta. I ladri sono scappati di là e sono andati via. Non è un bel vivere. È un furto. Dopo magari hai bimbi dentro e non è una cosa gradevole. Le villette di questa via qua sono state più o meno segnate tutte nel corso degli anni. Le autorità locali stanno intensificando la sorveglianza e collaborando strettamente con i residenti per prevenire ulteriori crimini. Sforzi utili per porre fine a questa ondata di furti e ripristinare un senso di sicurezza nella comunità. Ora parliamo di occupazione con gli esuberi all'Electrolux. Domani in un incontro a Quarto d'Altino la dirigenza dovrebbe comunicare i numeri definitivi, 400 i posti in bilico in tutta Italia, almeno 50 a Susegana. Domani nell'incontro l'azienda dovrebbe dare i dettagli di tutti gli stabilimenti e anche delle aree professionali coinvolte. Si parla di 400 in tutta Italia, una quota riguarderà anche Susegana, ma ad oggi non ci sono numeri ufficiali. Si avvicina l'ora della verità sugli esuberi Electrolux, dopo settimane sulle montagne russe, da quando in autunno il gruppo svedese ha annunciato un piano di tagli di 3.000 lavoratori in tutta Europa, così da recuperare 213 milioni di euro di costi. L'appuntamento con la dirigenza è fissato all'Hotel Crown di Quarto d'Altino, una partita quindi che si giocherà in territorio neutro. Dei 400 posti in bilico negli stabilimenti italiani, una cinquantina riguarderebbe Susegana, ben 200 Porcia, ipotesi che creano evidente apprensione. Contiamo che dopo l'annuncio fatto già alcuni mesi fa si arrivi ad avere il dettaglio che può permettere poi il confronto sindacale sul come gestirli. Finora, sottolinea Breda, i licenziamenti sono sempre stati gestiti su base volontaria e questa sembra essere ancora la linea del Piave per i sindacati, mentre Electrolux ha chiuso il quarto trimestre 2023 con una perdita di 284 milioni di euro, complice la flessione del mercato del Nord America. L'unica cura sarebbe quella di riprendere ad aumentare le vendite, perché c'è stata una gelata sulle vendite nel 2023 e non si vede ancora la primavera nel 2024. Cambiamo tema, parliamo di servizio civile universale, la campagna di lancio dell'Associazione Comuni Marca Trevigiana in collaborazione con lo youtuber Andrea Lorenzon di Cartoni Morti per raggiungere quanti più ragazzi possibili per fare accesso a questa opportunità. Ti ho voluto dare una mano e ti ho iscritto al servizio civile. Come al servizio civile? Sì, al servizio civile. Ma io non voglio. Parti domani in mantinente e finalmente imparerai un po' di disciplina. Servizio civile? Ma io non voglio andare al servizio civile. Ironia e leggerezza quella che Andrea Lorenzon, creator digitale, ha messo nel suo cartone per promuovere il bando per il servizio civile, attivo da dicembre e con scadenza a febbraio per i giovani dai 18 ai 28 anni. Giocare sul fraintendere il servizio civile con quello militare per far conoscere anche a chi non lo sa l'opportunità che per un anno i giovani possono vivere nel loro territorio. Linguaggio per fare breccia nei cuori di tutte le generazioni, cioè bisogna farli ridere, bisogna essere interessanti e divertenti. Ho cercato di parlare con persone che come me non avevano alba di questa opportunità, perché secondo me può essere veramente un'occasione d'oro e che potrebbe interessare ai giovani. Puoi scegliere di candidarti per fare qualsiasi cosa: cultura, ambiente, aiuto agli anziani. Su quello esperienza, aiuto già mia mamma col telefono. Ma tua mamma non ti paga i contributi, vero? No. 182 progetti, quindi stiamo parlando di 182 posti all'interno non solo delle amministrazioni comunali, di altri enti come l'azienda ULS, come tutta la parte che riguarda anche i centri di servizi, ma anche le associazioni e tutto il mondo del volontariato. Opportunità che agevola i giovani nei concorsi pubblici grazie alla possibilità di ottenere una riserva del 15%. Avere dei contratti con la pubblica amministrazione, quindi anche con l'ente locale, rivolto con contratti di formazione lavoro e apprendistato che diventano fondamentali averli proprio legati ai ragazzi e ai giovani del servizio civile. I sindaci riuniti nell'Assemblea dei Comuni alla disperata ricerca di personale si augurano che questa campagna chiami a raccolta quanti più ragazzi possibili. Abbiamo scelto un creator che è Andrea
Lorenzon, in arte Cartoni Morti, uno dei più famosi youtuber italiani che per nostra fortuna risiede in provincia di Treviso, e l'abbiamo coinvolto nella realizzazione di un video che ci auguriamo appunto arrivi direttamente al target, magari scavalcando quella che è la classica comunicazione istituzionale. Ti sto portando a Sant'Andrea di Barbarana. E dove si trova? È vicino a Fossa. E dove si trova? Vicino a Momesso. E dove si trova? Vicino a Fagarè. E dove si trova? Ma come dove si trova? Fagarè, Fagarè della battaglia, Fagarè della battaglia. Ah. Eccoci arrivati. Allora, per passare il colloquio devi dimostrare di saper gestire le nutrie del Piave. Come le nutrie? E ora passiamo alle notizie della nostra redazione di Belluno. Ripartiamo dalla cronaca. Allora, tutti assolti perché il fatto non sussiste, così ha sentenziato oggi il collegio del Tribunale di Belluno presieduto da Antonella Coniglio dopo una camera di consiglio durata 4 ore che ha liberato dall'accusa di stupro di gruppo 3 giovani calciatori, l'ex Cittadella Santiago Visentin, Federico De Mine e Matteo Verdicchio, nei confronti dei quali la PM Roberta Gallego nell'udienza dello scorso dicembre al termine della sua requisitoria aveva richiesto una condanna a 8 anni per ciascuno degli imputati e un risarcimento di 150.000 euro per la giovane presunta vittima. Prova contraddittoria o insufficiente, 90 giorni di tempo per conoscere le motivazioni della sentenza che chiude per il momento una brutta storia che risale al Ferragosto del 2020 durante una festa in una villa alla periferia di Belluno. I fatti denunciati da una ragazza non hanno trovato riscontro alcuno, i 3 giovani calciatori si erano sempre dichiarati innocenti. Sono 31, più della metà, i comuni bellunesi che andranno al rinnovo il prossimo giugno e sarà election day per europee e amministrative. Sarà una tornata elettorale particolarmente impegnativa per la provincia di Belluno. L'8, il 9 e il 10 giugno prossimi le urne saranno aperte per un doppio appuntamento. Il rinnovo del Parlamento europeo, l'8 e il 9, e le amministrative, il 9 e 10. Nel bellunese più della metà dei comuni, 31 per la precisione, saranno chiamati al rinnovo. 6 con popolazione fra i 5 e i 15.000 abitanti, 25 con popolazione sotto i 5.000 abitanti. A Limana, Longarone, Ponte nelle Alpi e Sedico i sindaci attuali sono al secondo mandato e i rispettivi primi cittadini Milena De Zanetta, Roberto Padrin, Paolo Vendramini e Stefano Deon, fino a poco tempo fa pronti a fare le valigie, sono in attesa di sapere se prenderà forma il decreto, per ora solo in bozza, che è approdato al Consiglio dei Ministri, che prevede la possibilità del terzo mandato per i primi cittadini dei comuni sotto i 15.000 abitanti. Il tema non si porrà a Borgo Valbelluna e Santa Giustina, dove Stefano Cesa e Ivan Minella si apprestano a concludere il loro primo mandato ed è probabile una loro ricandidatura. Nessuna regola di mandato invece nei restanti 25 comuni al voto, che sono Agordo, Alleghe, Arsiè, Calalzo, Chies dal Pago, Cibiana, Comelico Superiore, Danta, Domegge, la Valle Agordina, Livinallongo, Lorenzago, Ospitale, Pedavena, Perarolo, Rocca Pietore, San Nicolò Comelico, San Pietro, San Tommaso, San Vito di Cadore, Santo Stefano, Seren del Grappa, Taibon e Vallada Gordina. A rinnovo anche Quero Vas, confluito nel nuovo comune di Sette Ville, dopo il referendum che ha decretato la fusione con Alano di Piave. Ancora cronaca, si sono avventurati dal Tre Croci verso il rifugio senza calzature adeguate e hanno rischiato l'assideramento. Brutta avventura per una coppia di escursionisti padovani, una 36enne di Albignasego e un 27enne di Villafranca Padovana, che ieri sera sono stati recuperati dagli uomini del soccorso alpino. La chiamata di soccorso al 118 è arrivata attorno alle 19. La donna, coi piedi bagnati, ghiacciati, non era più in grado di proseguire. Il compagno aveva cercato di riscaldarla avvolgendola nel sacco a pelo che portavano negli zaini, ma non è stato sufficiente. I soccorritori, prima con un quad e poi a piedi, hanno raggiunto la coppia. In zona è arrivato anche l'elicottero di Trento che ha recuperato la coppia trasferendola al Codivilla di Cortina. Il soccorso segnala che all'attacco del sentiero che porta al Vandelli è stato posto un cartello che avvisa gli escursionisti della presenza di ghiaccio e della necessità di avere dotazioni alpinistiche. In questi giorni il termometro scende sovente oltre i meno 15 gradi e il rischio di assideramento è dunque elevato, quindi massima attenzione. È salvo intanto il servizio della SEAS Ambulanze di Comelico Cadore, che opera anche a supporto della base del 118 di Pieve.
Un ordinario intoppo burocratico ha tenuto con il fiato sospeso il servizio della SEAS Ambulanza di Comelico Cadore, che ha rischiato di vedersi sospendere l'attività ininterrotta sul territorio avviata alla fine degli anni 70. Da un anno e mezzo SEAS sollecitava Azienda Zero per l'accreditamento regionale, senza il quale lo scorso 31 dicembre il servizio rischiava di essere stoppato senza apparente motivo. Lo scorso 12 dicembre il presidente di SEAS Ambulanze, Fabrizio Sarenti, dopo essersi rivolto inascoltato ai sindaci e alla politica, aveva lanciato un appello accorato al microfono di Antenna 3 per rendere pubblica la vicenda e, sorpresa, d'un tratto la situazione si è disincagliata. Deve esserci stata una confusione a livello burocratico, comunque siamo riusciti a risolverla e adesso siamo più tranquilli tutti quanti. È finita bene, è una favola che è finita bene, grazie anche all'aiuto del dottor Dalben e di tutto il suo staff. Non lasciateci soli, aveva chiesto il presidente della SEAS, che con l'inizio del 2024 ha potuto archiviare la preoccupazione accumulata dopo mesi e mesi di richieste che misteriosamente cadevano nel vuoto. Il servizio è così ripartito con slancio, in supporto sia alla centrale operativa del SUEM di Pieve di Cadore che per il trasporto secondario delle persone che hanno necessità. Al momento abbiamo 3 ambulanze a disposizione, è in arrivo una 4ª ambulanza. Come volontari siamo un 35 operativi e siamo quotidianamente sulle strade sia cadorine che comenicensi per appunto aiutare le persone bisognose. Un servizio prezioso per un territorio vasto e pur tuttavia marginale qual è quello del Comelico e del Cadore rispetto ai bisogni di residenti e in stagione anche dei turisti. Contribuiscono a mantenere il servizio le donazioni e i pagamenti dei servizi privati. Il vivaio del volontariato è alimentato dalla generosità di chi riconosce l'importanza di donarsi alla comunità e al bene comune. In questi giorni è partito un nuovo corso per la formazione di nuovi volontari a cui hanno risposto 15 aspiranti pronti a crescere aiutando il prossimo. Si tira avanti perché c'è tanto bisogno. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, adesso le previsioni del tempo, vi auguro una buona serata, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Una perturbazione sospinta da venti meridionali raggiunge il nostro territorio. Il tempo peggiora. Vediamo il dettaglio di mercoledì 17 gennaio. Sul Veneto il cielo sarà molto nuvoloso, con precipitazioni inizialmente sporadiche, via via più diffuse nel corso del pomeriggio in moderata intensificazione verso fine giornata. Le temperature minime saranno in aumento, comprese tra 0 e 3 gradi, massime in calo tra 3 e 5 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto con precipitazioni inizialmente a partire dalla costa e dalle zone orientali che si estenderanno in giornata un po' a tutta la regione. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra 0 e 6 gradi, massime sui 5-9 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove anche in questo caso non mancheranno piogge moderate diffuse un po' dappertutto, neve a quote collinari in progressivo aumento successivamente. Temperature minime sotto 0, massime sui 3 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.